Allora, dobbiamo chiudere per via del freddo. Mi scuso per il freddo, io ero stato qua qualche giorno fa, vi assicuro che sono venuto a vedere, qui faceva caldo, quindi oggi c'è stato qualche problemino, per cui non andiamo oltre. Io faccio 3 telegrammi, però non andate via perché poi vi faccio vedere 2 minuti una bella cosa. I 3 telegrammi sono: la prima, dobbiamo partire anche dalle esperienze, insomma non è che bisogna necessariamente cambiare tutto subito. Si comincia, si avvia, ci si fa delle domande, si prova, si rischia anche di sbagliare, però si comincia, si può fare. Le esperienze che abbiamo sentito ci hanno dato un po' questa storia, non è che improvvisamente si cambia tutto. La seconda, insomma, emerge, serve uno spazio che avevamo chiamato così, credo che si usi ancora così, che è di riflessione pedagogica. Diceva il collega, pedagogia non è una parola che alle superiori, insomma, però questo serve uno spazio di riflessione pedagogica, che non sono i consigli di classe, che sono un'altra cosa. Questo spazio ce l'ha la scuola primaria con le 2 ore di programmazione da parecchi anni. Prego i colleghi della scuola primaria che sono presenti, utilizzatele bene. Non si fa il ricevimento genitori in queste 2 ore di programmazione, non si fa un'altra roba, si fa quella roba lì. Cinzia Mion diceva, che molti di voi conoscono, non fatevele scippare facendo altre cose. Servono anche nella scuola secondaria di primo e secondo grado, servono queste ore, dove ci si confronta, si discute, dove non c'è bisogno di decidere niente, perché solo si ragiona, si riflette sulle cose che si fanno insieme e su quello che si può fare insieme. Qui abbiamo dei vincoli. Bisogna che, secondo, io lo sto dicendo da tanto tempo, ma non mi ascolta nessuno, non è un problema, bisogna conquistarle contrattualmente, e secondo me il decremento demografico ci consente anche questa opportunità. Bisogna quindi che vengano chieste, che vengano sostenute, bisogna che, siccome il contratto viene fatto tra le 2 parti, organizzazioni sindacali e parte datoriale, che sarebbe il governo, che qualunque sia il governo, queste cose non piacciono sicuramente, ma serve quella roba lì. Quindi bisogna ottenere quella roba lì. Terzo telegramma. Abbiamo sentito 2 colleghi docenti, ci sono altri docenti, sappiamo che ci sono belle esperienze in giro di bravi docenti, come ci sono dei bravi dirigenti. Il collega usava un'espressione che convince: dirigenti che ci credono, ne abbiamo sentiti 3, ce ne sono altri, ci servono docenti che ci credono, e questa è una condizione sine qua. Si può fare, sì, a queste condizioni qui. Devo dire con franchezza e con qualche, abbiamo un sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici, credo che con la collega Codilda, soprattutto negli ultimi anni, ma insomma da un po' di tempo, che non prevede questa roba qua. Io ho organizzato, Silvi lo sa, li ha frequentati, corsi per la preparazione al concorso dirigenti, degli ultimi 2 concorsi, e dicevo ai miei corsisti: io come associazione professionale, vi siete rivolti a me, ho il compito di aiutarvi a superare il concorso. Devo dire che è un concorso che non mi piace, questo metteva in dubbio anche probabilmente la credibilità della proposta che facevamo, ma è un concorso che non mi piace, perché il Ministero, il Governo vi chiede sostanzialmente di conoscere e di applicare le norme, punto. Ed è chiaro che sarete dirigenti dello Stato, le norme le dovete conoscere, ci mancherebbe altro. Qualche volta io ne ho violata qualcuna, mi è andata bene per fortuna, però le norme vi devono servire per fare delle cose, perché il vostro ruolo è un altro. Giancarlo Cenini lo definiva costruttore di comunità, parola che è tornata anche stamattina, in un documento del nostro forum l'abbiamo definito qualche anno fa leader educativi per l'apprendimento. Non è un campo, è un'altra roba. Oggi, un po' per la formazione che hanno, io continuo a dire, se ci sono dirigenti bravi, sono dirigenti bravi di scuola, perché sono bravi, perché hanno un'idea di scuola, dove la scuola si costruisce insieme, si condivide, dove non fanno i capi. Oggi l'amministrazione sta sollecitando invece molto a fare un'altra cosa, e questo è un problema. Questi sono i 3 telegrammi con cui volevo concludere. Adesso vi faccio vedere però l'ultima cosa, dura 5 minuti ma è molto bella, e quindi